Sempre più lunga l'uscita dal tunnel e ancora segno meno per l'economia del Veneto, nonostante i primi segnali di ripresa arrivino nello stivale. Se in Italia cresce la voglia di fare impresa con un'azienda ogni 10, secondo i dati della Camera di Commercio di Milano, la locomotiva veneta tira il freno a mano con il saldo delle aziende attive che scende per la prima volta nella storia recente sotto le 500.000 unità. Imprese sempre più in difficoltà anche sul fronte tasse, come sottolinea la Confesercenti di Padova. 126 le scadenze tra imposte e contributi previste per il 20 agosto. Solo il 7% delle aziende padovane vi fa fronte, il 43% rateizza il pagamento, 6 imprese su 100 non sono in grado di pagare. Se non va bene a livello generale, l'estate 2014 rischia di segnare il tracollo per un settore trainante dell'economia veneta come quello agroalimentare. L'embargo disposto dalle autorità russe dal 7 agosto su input di Vladimir Putin come ritorsione alle sanzioni internazionali mette in ginocchio l'agricoltura veneta. Sarà sicuramente un disastro perché il nostro prodotto molto probabilmente verrà immesso nel mercato nazionale o nel mercato europeo, sicché ci sarà un'inflazione e con il crollo dei prezzi. Dal mercato agroalimentare di Padova, uno dei più grandi del Veneto, il coro di preoccupazione dei produttori. Abbiamo avuto senza alcun preavviso il blocco della esportazione verso Mosca e San Pietroburgo, un paese in grande sviluppo e in grande espansione. Per Padova è un danno che può valere intorno ai 15-20 milioni di euro. La parte forse più grave sarà il futuro, perché se la Russia si rivolgerà ad altri canali di acquisti, recuperarla dopo la cessione, dopo diciamo, che sia stato definito l'embargo, sarà estremamente difficile. Un mercato da 400 milioni di euro l'anno solo per la piazza padovana, quello russo, con il Veneto a essere la vera porta dell'est per le esportazioni. Da anni anche prodotti di nicchia come il grana padano, 5.000 stalle di produttori in Veneto, con una crescita del più 14% verso la Russia nei primi 4 mesi del 2014. Noi abbiamo un danno diretto di mancata esportazione di circa 15 milioni di euro. È un danno indotto di altri 35 milioni di euro. Dal Consiglio regionale l'appello a tutti i parlamentari ed europarlamentari veneti. Mercoledì prossimo, riunione straordinaria della Commissione Affari Europei a Palazzo Ferrofini.